venezuelano dove è detenuto da 6 mesi. Alberto Trentini ha parlato con la famiglia, ha detto di essere in buone condizioni di ricevere cure mediche di cui ha bisogno il governo. Passo avanti, frutto di lavoro diplomatico. Sugli annunci funebri, insulti sessisti e minacce di morte alla segretaria comunale, rabbia ad Altavilla Vicentina, sindaco inaccettabile attacco alle istituzioni. La scuola prenderà provvedimenti, le parole del ministro dell'istruzione sul caso della chat di classe che a Bassano chiedeva chi meritasse di morire di più. Tra Cecchettin, Tramontano e Anastasio una vicenda che continua a far discutere. 2 banditi armati di mitra seminano il terrore nel pomeriggio al Tigotà di Paese. Una cliente colta anche da malore, i rapinatori in fuga con poche centinaia di euro, trovata l'auto abbandonata. Vieni qua, sta per accadere un casino, è il contenuto di una telefonata che il ragazzo morto a coltellato a Castelfranco avrebbe fatto un amico, il vocale depositato agli atti. Non si placano le polemiche sulla zona rossa dell'Arcella, continua la mobilitazione dei commercianti preoccupati per le loro attività. A loro risponde il sottosegretario Andrea Ostellari. Vicenza confida a un'amica di volerla fare finita, la donna allarmata chiama la polizia e gli agenti riescono a metterla in salvo. Domani si apre la stagione balneare a Jesolo e l'amministrazione prevede varie novità, tra cui il divieto di fumo in spiaggia. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, subito con le notizie, la svolta sul caso Trentini. Il giovane avrebbe parlato questa notte con i familiari dal carcere venezuelano. Uno squillo di telefono che ha avuto lo stesso effetto di una luce potente, capace di rischiarare ogni angolo più buio. Dopo 181 giorni di buio e di un silenzio straziante, nel pomeriggio è arrivata finalmente la notizia che a Venezia, ma in tutta Italia e non solo, attendevano da giorni. Finalmente l'altra notte dal carcere di Caracas, dove si trova ingiustamente arrestato dal 15 novembre 2024, Alberto Trentini, il cooperante italiano 45enne originario dell'Isola di Venezia, ha potuto chiamare a casa e rassicurare la sua famiglia. «Spero di tornare presto a casa», ha detto Alberto alla mamma, con voce chiaramente rotta dall'emozione, precisando che è in buone condizioni di salute e in carcere può assumere regolarmente i farmaci di cui ha bisogno per la sua salute. Il migliore degli inizi per le prove di disgelo nei rapporti diplomatici tra i due paesi di Italia e Venezuela. Una telefonata arrivata improvvisa ma non inaspettata, frutto di un lungo e importante lavoro diplomatico svolto da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. La mobilitazione e la solidarietà per Alberto e la sua famiglia continuano, come spiega il coordinatore nazionale dell'Associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti. 6 mesi è un tempo lunghissimo. Pensate al tempo di Alberto in quel carcere venezuelano o ai suoi genitori. Alberto non è responsabile di alcun reato. Sì, forse ha commesso un peccato, il peccato di solidarietà, perché adesso la solidarietà viene considerata quasi un reato. Ha speso la vita per gli ultimi. Qualche segnale forse c'è qualche spiraglio, ma è difficilissimo, perché sino a quando non arriverà l'unica vera telefonata che aspetta questa famiglia, che è quella sul giorno del ritorno a casa, tutto il resto rischiano di essere parole. L'impegno continua dunque, fino a quando Alberto non sarà potuto tornare a casa. Continuare a fare una pressione positiva, tenere sempre altissimo questo nome, far sapere al governo italiano e a chi sta trattando che c'è la solidarietà e la pressione di un'intera comunità, non solo locale ma anche nazionale. Intimidazioni alla segretaria comunale di Altavilla Vicentina. Non ci ha ancora lasciato, ma speriamo ci lasci presto. Iniziava così il volantino simile ad un epitafio appeso tra le epigrafi nelle bacheche del comune di Altavilla Vicentina. Un violento attacco personale diretto a Cristina Floriani, il segretario comunale, costellato di pesanti minacce e allusioni sessiste. Il municipio, nella sala consigliare, i rappresentanti di tutte le forze politiche comunali e i sindaci dei comuni limitrofi hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla diretta interessata, non solo a titolo personale, ma soprattutto per l'attacco inaccettabile ad una figura istituzionale garante della legalità delle procedure burocratiche in ogni comune. Sono ovviamente molto rattristata dall'accaduto, non ritengo di dover commentare il contenuto del volantino medico dell'epigrafe che è stata fissata in giro per il paese, e la cosa che posso fare è continuare a fare il mio lavoro con serietà e professionalità.
Il sindaco ha immediatamente informato dell'accaduto il prefetto, che ha convocato il comitato provinciale per l'ordine alla sicurezza pubblica. Indispensabile la risposta unitaria e la condanna di tutte le istituzioni. Il prefetto si è detto assolutamente indignato per questa situazione e che non tollererà cose di questo tipo, anche perché è stata effettivamente attaccata l'istituzione. Nel nord Italia non succede questo, di solito succede da un'altra parte, però purtroppo, ahimè, è successo anche qui. Se questo vuole essere comunque un messaggio per intimorire il segretario, per intimorire l'amministrazione, hanno proprio sbagliato, perché non ci intimorisce affatto, anzi ci convince sempre di più che siamo sulla strada giusta. Io non mi sarei mai aspettato un attacco del genere a un segretario. Come ho detto prima, anche un attacco politico ci sta tra maggioranza e minoranza, ma attaccare il segretario questo no. Mi fa venire alla mente un anno fa che anch'io ho avuto delle minacce di morte addirittura, ma dato che credo molto nelle istituzioni e nella legalità, ho chiesto l'intervento dei carabinieri e devo dire la verità, sono stati tempestivi, hanno dimostrato la loro efficienza. Sono attualmente in corso le indagini. I carabinieri stanno esaminando in particolare le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili. Il sondaggio shock sulla violenza contro le donne in una chat di ragazzi nel Bassanese continua a far discutere. L'emergenza di una cultura retriva va sempre bene che esca, sia dai giovani che dagli anziani. Va bene perché ci danno modo di dire, come dicevo prima, che le donne non sono né vittime né però persone che assumono queste difficoltà, questi dolori e questi trattamenti perché se lo vogliono, che si tolga dall'idea dei giovani e anche degli anziani, voglio dire, questo concetto. Non usa mezzi termini Maria Pia Mainardi Agostinelli, referente di Spazio Donna di Bassano, commentando il sondaggio shock apparso in una chat di classe di una scuola superiore del Bassanese, poi cancellato di lì a poco dalla persona che l'ha creato. Si chiedeva chi tra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi, vittime di femminicidio, avesse meritato di morire. E proprio sul verbo utilizzato pone l'accento Mainardi, meritare, come se una donna possa meritare d'essere uccisa proprio perché donna. Un costrutto tipico, prosegue, di una società patriarcale che a fatica viene smantellata, tanto che come Spazio Donna stanno avviando proprio nelle scuole specifici corsi ad hoc. Bisogna far cultura fin dai più giovani e quindi noi partiremo dalle seconde medie e andremo avanti pian pianino con la pazienza delle possibilità che abbiamo, però nel dire ai ragazzi guardate che ci sono persone che stanno soffrendo in questo senso. Le donne hanno bisogno di uscire a casa, di ritrovare la loro autonomia, ma attenti a non offendere chi è offeso. Intanto la notizia di questa vicenda si è espansa a livello nazionale. Anche il presidente della Regione Veneto ha inviato un comunicato in cui si rivolge ai giovani coinvolti, lanciando un invito a riflettere sulle proprie azioni, a prendere consapevolezza della gravità di quanto accaduto e, dice, assumersi la responsabilità del cambiamento. Le parole, scrive il governatore, anche quando pronunciate in contesti virtuali, hanno un peso e possono generare conseguenze molto reali. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che all'ANSA ha dichiarato quanto accaduto lascia molta amarezza. La scuola saprà prendere provvedimenti opportuni e sanzionare comportamenti così gravi. Sono stati attimi di terrore oggi pomeriggio al Tigotà, negozio di articoli per la casa e la persona di Paese. Siamo nel Trevigiano, quando da poco passate le 3 di pomeriggio, con volto coperto e armati di fucile e mitragliatore, hanno fatto irruzione dei malviventi nel punto vendita. All'interno c'erano 3 commesse, 3 clienti, hanno minacciato i presenti con l'arma. I 2 hanno fatto aprire le casse e arrafatto tutto il denaro contenuto, circa 400 euro. È stata trovata poco distante l'auto sulla quale sono fuggiti. Rubava parti d'auto di lusso per rivenderle, arrestato un pilota di supercar lituano. Siamo a Padova.
Le auto potenti e di lusso le conosceva bene, per mestiere era abituato a guidarle, ma si era specializzato anche in furti di pezzi di vetture pregiate per poi rivenderle. Un 39enne lituano, pilota di supercar, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova. L'uomo era giunto da pochi giorni in Italia, lo scorso 6 maggio, con la madre 64enne che aveva un precedente per furto commesso 10 anni fa. I due avevano affittato una villetta a Cittadella, si dovevano fermare fino al 16 maggio, il tempo di compiere le razzie. In pochi giorni però nella zona tra Padova e Venezia erano aumentate le denunce di furti di pezzi di auto di lusso, Audi, Mercedes, BMW, depredate di notte di paraurti, volanti e componenti elettronici. Sono scattate subito le indagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza la polizia ha individuato un'auto con targhe clonate e contraffatte che girava per la provincia in corrispondenza dei furti. Da qui sono risaliti al 39enne e alla villetta di Cittadella dove è avvenuto il blitz. Il 39enne, cannibalizzatore di auto, aveva nascosto nel cortile dell'abitazione tutta l'area furtiva, già stipata dentro un furgone con targa danese pronta per essere rivenduta all'estero, un bottino di circa 200.000 euro. Denunciata anche la madre del 64enne. L'auto dell'uomo è stata trovata anche priva di sedili posteriori per poter caricare velocemente l'area furtiva e all'interno alcune cassette di attrezzatura professionale specifica per esperti in manutenzione di auto di marche di valore. Questa è la dimostrazione del riscontro di un reato di tipo predatorio transnazionale, dove praticamente persone che hanno sicuramente una certa conoscenza tecnica, la persona fermata e che poi è stato convalidato l'arresto ed è in carcere è un esperto e anche un pilota di supercar, quindi sa come disallestire un determinato pezzo dell'autovettura. Abbiamo già accertato tutta una serie di furti commessi il 5, 6, 7, l'8 maggio, recuperando in un'ingente refurtiva pari ad oltre 200.000 euro. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati 14 paraurti completi di accessori, un centinaio di altri componenti, volanti, fanali, sensori elettronici. I pezzi sono stati rubati da auto in sosta in una via di Mestrino, in una via di Selvazzano, in un parcheggio pubblico di Oriago e in via Vigonovese a Padova. Gli investigatori hanno anche trovato il sito internet dove il 39enne vendeva i pezzi delle auto. Omicidio di Castelfranco, novità, un audio depositato agli atti. Il contenuto è questo: ma cosa è successo ieri? Cristea a me mi ha chiamato a una certa ora e mi fa: oh, vieni in playa, che tra un po' succede un casino. E mi sveglio stamattina e mi dicono che non c'è più. Cioè era uno di quelli che veniva con il gruppo Sony e quelli là, capito? Per Lorenzo Cristea, il ventenne padovano ucciso a coltellate all'esterno della discoteca Playa Loca di Castelfranco Veneto, stava dunque per succedere un casino. Questo è il termine utilizzato e riportato nell'audio WhatsApp che un PR della discoteca Playa Loca, evidentemente conoscente di Cristea, ha inviato a un altro PR del locale all'indomani dell'accoltellamento shock. Cristea dunque lo aveva chiamato poco prima della tragedia chiedendo di raggiungerlo perché appunto stava per accadere qualcosa di grosso. Cosa non è specificato, si parla appunto di un casino, messaggio che in questa fase più che mai fa la differenza, specialmente per le difese dei due ragazzi di origine marocchina accusati dell'omicidio, il 19enne Badr Rouaji e il 22enne Taha Bennani, quest'ultimo rappresentato dall'avvocato Fabio Targa. Quello che emerge è un dato di preparazione di quello che poi è capitato, tanto che viene il dubbio che più che di rissa si debba parlare in realtà di un'attività punitiva posta in essere. Ecco. Non dimentichiamo che i ragazzi marocchini erano soltanto due, dall'altra parte c'era una specie di schieramento. Insomma, non una rissa, ma un agguato, una spedizione punitiva, e questo anche a seguito del clima già surriscaldato che si era registrato all'interno della discoteca. Per Targa, il suo assistito Bennani avrebbe tentato di riportare la calma dopo che il suo amico Badr era stato spintonato dal gruppo di Cristea. Quanto alle cause di tanta tensione, il legale sembra non avere dubbi. Ma questo aspetto sotterraneo è un aspetto più ristretto. Non è di carattere etnico, è di carattere semplicemente territoriale. Probabilmente c'era la voglia di dimostrare a qualcuno chi teneva il territorio in quella discoteca. Da questo punto di vista potrebbe darsi, è un'ipotesi che stiamo valutando, che la spinta fosse un'esplicitazione della volontà di dimostrare chi comandava
in quel posto. Un altro capitolo riguarda la sicurezza e l'intervento dei buttafuori. I ragazzi marocchini sono usciti 20 minuti dopo rispetto all'accompagnamento all'esterno del gruppo che poi purtroppo ha contato il ragazzo morto. E questo pone un tema di controllo che riguarda anche i locali, che riguarda l'esterno dei locali. Dall'ipotesi della spedizione punitiva a quella della legittima difesa, il passo potrebbe essere breve. Per il momento lo stesso Fabio Crea, legale di Iruagi, si concentra sul vocale tra PR e quella frase pronunciata da Cristea: qui sta per accadere un casino. È un contributo molto importante che va a confermare quello che è stato detto sin dalle prime fasi, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni che ci hanno riferito i nostri assistiti, appunto quello di un'azione aggressiva da parte degli altri. Su questo punto specifico per Crea non ci dovrebbe essere il rischio di ritrattazioni. Questo poteva essere un problema, non lo è più perché ho, diciamo così, cristallizzato le fonti di prova. Continua a far discutere la zona rossa in Arcella, siamo a Padova. La lettera è semplicemente una lettera di pace per far capire che sì, le criticità vanno affrontate con le forze dell'ordine che sono ben viste e ovviamente però non va stigmatizzato un quartiere per quello che in realtà non ha rispetto ad altri quartieri o ad altre zone. Giuliano, barbiere dell'Arcella, è il capofila di una raccolta firme per una lettera che vuole inviare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per dire che l'Arcella non deve essere marchiata. Zona rossa rappresenta un'etichetta che non fa bene al quartiere, dicono i commercianti come Giuliano. Ben vengano i controlli, ma la politica non strumentalizzi troppo una questione delicata come la sicurezza. Il lavoro delle forze dell'ordine, soprattutto negli ultimi mesi, è stato senza dubbio perfetto. La zona rossa va solo a strumentalizzare probabilmente una situazione e va anche a danneggiare quello che è l'immagine che vogliamo dare con tutta la forza e da tanti anni a questo quartiere attraverso iniziative di vari tipi, associazioni di vario tipo. Quindi noi vogliamo dire che l'Arcella non è un'etichetta rossa, non merita di essere etichettata come zona pericolosa. Perché? Perché le criticità ci sono e vanno affrontate in un'altra maniera, non etichettando una zona. Ai commercianti dell'Arcella replica il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che difende il provvedimento. Identificare la zona rossa come una sorta di zona coprifuoco significa raccontare bugie, significa non raccontare la verità e quindi noi dobbiamo raccontare ai cittadini che la zona cosiddetta rossa è una zona, diciamo, che è stata pensata, ideata non solo per Padova ma per tutte le città del nostro paese per garantire sicurezza, per garantire libertà ai cittadini per bene. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, evitando le polemiche, nei giorni scorsi aveva spiegato tecnicamente la misura con i controlli nelle aree più critiche, concetto ribadito anche dal questore di Padova. Ieri c'è stato, come è stato indicato dal prefetto nel comunicato, abbiamo fatto il tavolo tecnico in questura per la predisposizione dei servizi, quindi proseguiamo come sempre. Il presidente Mattarella, su parere del Consiglio di Stato, ha annullato un DASP urbano e una multa comminati a un senza tetto di Verona che stava chiedendo l'elemosina senza atteggiamenti aggressivi. Lo rende noto oggi Antonio Mumulo, presidente dell'Associazione Nazionale Avvocato di Strada. Una bellissima giornata, ha commentato. Imbrattata con scritte Novax la piscina a casa del biologo e parlamentare Andrea Crisanti. Imbrattata con scritte Novax la villa del biologo e parlamentare Andrea Crisanti, che da tempo si è trasferito nel Vicentino a Valliona. Il marciapiede della piscina con della vernice rossa, con alcune scritte offensive nei confronti dello scienziato. Colpito anche il muro posteriore della villa con il lancio di uova. Tutto sarebbe accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Al mattino l'amara sorpresa. La prima reazione chiaramente è di un po' di sorpresa e di dispiacere, anche un po' uno si sente violato perché chiaramente è dentro della gente in casa e ti danneggia delle cose a cui magari ti tieni. Sopralluogo dei carabinieri, della sezione investigativa del comando provinciale, che hanno a disposizione anche le immagini delle telecamere della villa. Intanto, oltre all'amarezza, il parlamentare invita ad abbassare i toni e non dare spazio a polemiche. Penso la cosa più importante sia abbassare i toni.
perché anche la matrice anti-vax che avevano queste scritte obiettivamente penso che non debba essere nutrita con polemiche. Siamo a Vicenza, ha confidato a un'amica di volerla fare finita, la donna ha chiamato la polizia che è riuscita a salvarla. Gli agenti della questura di Vicenza hanno salvato una donna che aveva confidato ad un'amica l'intenzione di farla finita attraverso un messaggio al telefono. L'amica ha avuto quindi la prontezza di allertare il 113. I poliziotti si sono diretti a casa della donna segnalata, constatandone lo stato di agitazione e chiedendo così l'intervento di un'ambulanza. La giovane, portata all'ospedale per un consulto, avrebbe poi spiegato di aver mandato quei messaggi perché stanca della propria vita, di sentirsi sola e sentire il desiderio di avere qualcuno con cui parlare. L'amica che aveva chiamato il 113 ha poi inviato ai poliziotti un messaggio ringraziandoli per quello che fanno ogni giorno. Da domani si aprirà la stagione balneare a Jesolo, l'amministrazione prevede varie novità tra cui il divieto di fumo. Al via la stagione balneare iesolana che quest'anno vedrà nuove regole da rispettare secondo l'ordinanza del sindaco De Zotti. Tra le novità inserite all'interno della nuova ordinanza c'è intanto la durata fino al 22 settembre, questo è stato dettato già dalla capitale di Porto e quindi abbiamo ricalcato questo periodo. La novità forse più grande sarà il divieto di fumo nella zona della Battigia, questo è un primo inizio di un percorso che vogliamo fare insieme ai concessionari, non solo per la problematica del fumo in sé ma soprattutto per l'abbandono degli zingoni, quindi per la tutela ambientale dell'arenile. Quindi niente fumo, ma l'ordinanza del sindaco impone anche l'apertura di almeno un servizio igienico per ogni lotto identificato come unità minima di gestione nei periodi pre e post stagione, quindi anche in inverno. La fase di smontaggio delle attrezzature balneari potrà avvenire solamente a partire dal 22 settembre, quando la stagione si chiuderà. Sarà una fase graduale, anche questa è volta soprattutto a creare un servizio, un prodotto migliore per il fine stagione, quindi il diradamento della maglia per creare delle piazzole ancora più ampie, per un prodotto turistico diverso nei mesi di fine settembre, soprattutto magari i primi di ottobre, visto che molti stabilimenti oggi prolungano l'apertura fino alla prima metà di ottobre. Infine l'ordinanza introduce l'obbligo di garantire l'apertura dei chioschi tra il 1 giugno e il 31 agosto dalle 8 alle 19, eccetto condizioni meteo avverse per le quali sarà a discrezione degli operatori valutare una variazione sugli orari. Si chiude con questa notizia il telegiornale del Veneto, subito dopo la sigla come sempre le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.